Giornate da bollino rosso, quelle del fine settimana lungo la Val Sugana. Sabato 26 e domenica 27 agosto, infatti, lungo la statale 47 si sono registrate code e incolonnamenti. Tutto previsto, certo, un po' meno il fatto che le code di sabato mattina fossero soprattutto in direzione delle montagne e quindi con vacanze all'inizio o quantomeno di un turismo mordi e fuggi limitato al fine settimana. Ecco perché il comune di Valbrenta ha deciso di interrompere il funzionamento del semaforo di Carpanè sabato mattina e poi nuovamente domenica pomeriggio, sostituendolo con la presenza degli agenti della polizia locale per rendere più fluida la circolazione. Il problema è che in questo modo le code si formano comunque in altri punti, viste le decine di strade che attraversano la Valsugana con incroci a raso e per la struttura stessa della strada che è insufficiente e va in tilt quando il numero di mezzi in circolazione è elevato. Lunedì, nonostante le previsioni, il traffico è rimasto sempre sotto controllo e non troppo intenso, forse anche perché le previsioni meteo, molto negative, con tanto di allerta della protezione civile regionale, hanno evidentemente indotto molti a anticipare rientro e controesodo.